Venga aqui capo telefericist Celso Fabian, che nos illustra un pochino il funzionamento da teleferiche. E anche se ormai la teleferiche è ormai collata in disuso come sistema, no? Che dopo digerire anche qualche sono sistemi migliori, più avanzati, ecco. Come ci conquista Celso? Anche qui è la prima teleferiche, no? Che è venuta qua dal Trentino, praticamente, che era, no? Allora che scapo, che la portata d'ogni queste teleferiche. In che periodo? È il periodo che sarà stato al 40. Ma prima non era prime teleferiche? No, prima non era teleferiche. È recente allora il sistema teleferiche? Prima era AG. Sì, è un sistema che è recente la teleferiche. Se per fare guardia, signacciare, che roba lì, tu avevi una specie di tecnologie avanzate, no? E perché l'avevi, ma il coso di montare sulle teleferiche, e erano anche persone già addestrate sedute, no? E faceva quel lavoro. Che era di Antoni, che aveva praticamente la squadra. E dopo una caserata di imprese, si facevano gli operari, si faceva questo lavoro qui, di teleferiche. Però non era tanto facile, perché sono lavoroni, no? Prima di tutto voleva tante int ingegnose e tutte, e capaci, no? Perché per esempio, no, se io desco il carrello, alle culavri l'arc, e poi se lo facevano culavri l'arc, perché devia incentivare due sorti di quarti. Era la spirale che non si arrivava a giocare. E allora faceva i manicotti, e con questi manicotti voleva che il carrello il manicotto chiamava. Ecco, tanti erano l'arco i manicotti, Massimo. E sarà stato l'arco un po', no, più. 2 centimetri. E quasi superiore dal coso, che si sentiva pulire con che passava. E tutto il lavoro. No? Ecco, come c'è la base qui? La base qui sono due colonne dal portante e dal ritorno, no? Che sarà il portante e il ritorno. Poi fatto la ciadrella chiamate queste, chiamate con cavolo di claps perché tiene il peso, no? Con 3 pesi. E la rospo di fare bene. Bisogna calcolare non, che non partisce dei viaggi che play. Dopo con la foradoria metteva i denti che... Con la foradoria mettevano i trash e mettevano i bullons. Il volante di guida. Dopo sono 2 carrelli partelli qui, la guida da uscire e da entrare dal volante. E via. Questa qui, per esempio, che il talmiaccia lì, alle chiamava il Cristo, le chiamava un Cristo che lei, e che lei alle tenuto queste perché entro le fiamme, giuste, per chiamare, no? E praticamente la teleferica lei il ritorno, si fa un ritorno qui, la fiamma è data lassù, no? Si la mette in compartimento tutta la distanza che è, la prima. Si calcola, si conta i giri che fa il volante lassù e dopo si divide, per esempio qui sono 3 chiamme e si divide per 3. La richiesta teleferica si divide per 3. Dopo si divide per 3 e ogni chiave mette in compartimento. Sì. Dopo tutti questi cristi, si chiappa e si manda di ritorno alla via. No, dopo che roba qui è la chiave che torna uno. 3 colps. Ecco, come ho battuto 3 colps e sa anche mole. Ecco, come partisce. Attorno da Urcusì all'orchestra. Sì, il ritorno ecco. Allora, vedi che bandella la chiama, sì. Perché là è importante. Sì, e questa è che porta sui buoi. Allora venivano le chiamme. Era difficile, Sì. Ecco, morive. Ogni 3 metri praticamente si distanziate qui? 30? Noi saranno
40, no 50 metri, anzi, 50 metri, perché sono 160. È precisa chi è precisa. Perché arriva qui, queste, no? La chiama arriva qui. E la su arriva sul ritorno, il vuoi praticamente. Ecco. Dopo da qui avven bagnato via queste stai, avven bagnato via. Qui non era fatto così, perché qui bisogna fare così, perché non potevi, praticamente no, gli scarichi sarebbe stata banda di sotto. Ecco. No? Sì, più facile. Perché chi faceva i tassoni di sotto, che era fatto con legname e tutto, era più bene. Chi viene fatto per fare una dimostrazione, ci muove ben fatto il lavoro. È così. Ecco, come che io dico i sapins così. Hanno due tipi di sapins, no? Che è di segherie e che è di bosco, è vero? Il sapin, per esempio, di segherie, è un tic più, è come che lei, verde, no? Il sapin invece di bosco, è più serrato, perché per paesani, dal bosco, per muovere la stare, è più serrato. Cioè serrato su lì, è più serrato. E se un cinato, vuol dire? Praticamente questo è un sapin anche di tassone, questo qui. Invece che il di bosco proprio, è più serrato di lame. È più serrato. Più qua? Sì, a serra più. Ecco, buono. Sì. Perché per paesare va bene. Quella che è per tassone, se no che il per tassone non si fa nulla. Sì, ha più sicurezza che il di bosco, il sapin di bosco. E questo qui, e sarebbero i griffs. No? Che c'è chi praticamente a binocchio con che si metteva, no? Toccava sempre fare Sì. il segno da croce. Lo deve tradire qualche volta. Devi a capitare. Però il coso era quello, e che qui si otteneva tutto il dì. Ecco che anche a Paular, ieri in Fares che facevano che stiacchine, no? Era il pari, Giovanna Sante, lassù, che io facevo proprio lui. C'è tanto tempo di fa per fare un par. E come non sai io troppo ristevi. Ma ogni modo io mettevo sì. E che con chi io facevo almeno sua marcia qui. Ma io temperavo dopo, avevano temperate? Io facevo spicciare dopo io temperavo. Che era braccio per temperare, no? In stagione danno belle gucciate. Anche lui viaggio per stagione. Toccava portare io. Se come attaccava molare, che si brisciava, toccava per io spicciare. Importante anche i gris. E che era come il saltaminestre dal bosco. Ecco, qui in questa qui che sono 2 o 3 anni, come minimo, no? Io dico che queste sbugiute qui, ecco, Fabiano non si perché che sono che sbugiute aí. E le sbugiute aí, alle perché attaccare, si chiama il che perché è il carro anche. Che comunque ieri sono che i versi, che vanno anche a pesci, i pescatori, no? E tacca che lavoro aí. Come un viaggio con la squarcia, no? Toccava scusales, fales benon, perfettes, la taglia, vedete si fatte benon, no? E giocare e tutto, perché non è come che tira fuori un trattore e tutto. E toccava mettere il team. Toccava scusare, anche perché se no il kefar cominciava a mettere us. Le grosse che spuavano in terreno, toccava mettere sotto due anni, perché si sollevare da terra, no? Ma c'è mai si mette la facca se lavora che è pericoloso, no? Boh, ma hai sempre avuto la passione dal bosco, no? Senza suo Paolare, vivo Paolare, quindi hai sempre avuto la passione, come per non lasciare morire le robe, no? A cercare di collaborare con chi è anche passione, così. Però, a cercare di interventi giovani, di fare un... Bisogna attento, perché la passione qualche volta tradisce, la massa vuole fare, l'entusiasmo, bisogna vedere anche l'estero e sapere in particolare, ecco. Io mi si preparare in che particolare, infatti hai una documentazione, hai una raccolta di sapins, di manarins, roba che faceva qui a Paular, no? Allora del Negro Giovanni che rispondeva e temperava tutto, come lì già 20 anni che è morto, comunque ho tutta una raccolta di 6-11 che roba lì, perché mi piace, dicono che resti anche perché atis, perché se non smanci di radice a non tiernei, la planta cola e viene come andare. Ecco, però bisogna fare un'osservazione a tutti e due,
Perché sono senza gris loro qui? Sono senza che perché mi dà l'ainaga e il muscolo che lei come ne poteva, come che io, no? E allora i grips ne vanno, perché se gli piace di più. Ah sì, Sì, sì. Allora chi la resa benissimo, anzi la sbagliata anche la liscia, perché binora la bagnata purtroppo perché la pluvi. Come invece, sì, è su arabe, ma comunque a stinga chi se no di solito non solo stai. Sono pericolose, eh? Va no, sì. Noi è una roba grande, cioè è una roba che facciamo per dimostrazione, quindi non facciamo come nel bosco, da che c'era fatta in cubos o roba del genere, no? Bon. Lui ha fatto un team qualche anno di menau il signor di Cacchi. No, non pensi. Neanche lui no. No. Lui è principiante. Oh, tira! Ehi, Una domanda? Non sto facendo domande tecniche, No. perché non si tecniche. Beh, non parte. Tu puoi svegliare tutto in chiedì. Il legnam scorre di più, con laghe di Rio, quando le scotone buttava laghe, o laghe di Ploe. Ascolti più con l'aga di ploia. Che vi fate baruffe a paluccia che te di? Lui con l'aga di ploia. Sei contento di sentire queste risposte? Perché se hai fatto mezze baruffe di balle compagni, c'entra. No, è vero. Ecco, È bravo. come metti dal fiere da sapere sa l'aga, poi metti l'aga normale l'aga di ploia, è già di meno realizzata. Boh, sei già pues, grazie. Celso! Tardigna, una volta quando non pioveva, dice voi, no? Allora scottone, che era lo seles che buttava in tralisce, buttava l'aghe di Rio. Aghe, sì. Allora, quando pioveva, l'aghe di Ploe, non è migliore per Bignà, non è più giuelta la taglia con cavaione, si sono quarti che si fatta qui. E Dio, perché aveva bagnato non tutte, Sì, no? une. Une. Perché bagnare con scotone così, a portare aghe è una roba. Invece con l'aghe proprio da ploe, la vince migliore. Ma anche perché l'aghe di Ploe è più viscide, vengono più viscide, andare di Ploe di caratteristiche. E si occa di essere perché poi nette, in che tempo, poi nette. Ma come non è proprio cassetti. Ecco, come ven là, come piove, no? Come vuole di Bignà un gran migliore. Se può di bagnare, sarà resedate. Non te preva il signore che piovesca a volte. Deve c'è sotto a ciappare pulire, per spacciare per il lavoro, no? C'è bagnades. Ma si lavorava di gusto, era proprio piacere. Si faceva, quando si vedeva che la roba là aveva non, no? Si vedeva essere contento, si vedeva che i miei cavoli di roba che funzionavano. Però bisogna conviergersi come che ven, Celso, bisogna conviergersi con Alc. E buon, qui come qui a lei, che se viene la ploe, a smettin, no? Sì, no, è come consigliere per i boschi, che allora è a toccare sta sotto. Perché là, mandi, ciudin.
Creta